Amici del volley, ben ritrovati. Continua la striscia settimanale dedicata alla pallavolo nazionale femminile, perché a Vicenza e Bassano del Grappa venerdì, sabato e domenica prossimi ci sarà la nazionale appunto italiana femminile in un triangolare con Spagna e Serbia. Al mio fianco Sara Anzanello. Buonasera Sara. Buonasera. Della nazionale italiana appunto qui all'hotel Giada di Grumolo delle Abadesse. A proposito, vi siete sistemate in questo albergo, come siete state accolte qui a Vicenza? No, beh, stiamo bene, siamo arrivate da poco, però insomma si sta molto bene, si mangia bene, quindi direi che è tutto a posto. Fra l'altro tu giochi in casa perché sei veneta. Di dove sei? Raccontaci un po' come è iniziata la tua carriera qui in Veneto. Io sono di Ponte di Piave e ho iniziato a giocare nel Salgareda, che è nella squadra lì locale, poi da lì sono andata alla Tisana. Infatti diciamo che in Veneto non ci sono stata tantissimo, però sono contentissima quando ritorno qui. Avrai la possibilità di andare a trovare anche magari i tuoi amici, i tuoi parenti in questi giorni? Sì, beh, finito tutto farò una scappatina a casa, visto che mia mamma non mi vede da abbastanza. Per chi invece volesse vedere Sara impegnata in campo assieme a tutte le altre atlete della nazionale italiana, ricordiamo allora venerdì, sabato e domenica prossimi andate su www.fipavicenza.it per avere maggiori informazioni. Cosa possiamo aspettarci da questo triangolare? Conosci le avversarie Serbia e Spagna? Allora, la Spagna non la conosco, la Serbia l'abbiamo vista giocare al Grand Prix, è sicuramente una buona squadra con delle giocatrici di livello e soprattutto molto fisiche, sono tutte molto alte, sono giovani e secondo me quella sarà una buona prova contro la Serbia. Allora, in bocca al lupo alla nazionale italiana che giocherà questo triangolare. Poi per gli europei invece voi siete le campionesse in carica, cosa pensate, cosa vi aspettate da questi europei? Beh, già che siamo le campionesse in carica la situazione è ancora più difficile, perché comunque arrivando da vincenti è sempre più difficile, però per noi deve essere una consapevolezza dei nostri mezzi e quindi credo che andremo lì col primo girone e faremo il primo gradino e poi si vedrà. Grazie Sara. Dunque noi ci rivediamo domani sera, stessa emittente, stessa ora. Per il momento godetevi il servizio filmato con tutte le informazioni sulle prevendite. Arrivederci. Moltissimi appassionati di pallavolo stanno seguendo la nazionale italiana che ogni pomeriggio di questa settimana si allena dalle 17 al Palasport di Vicenza. Per il triangolare di venerdì, sabato e domenica prossimi l'entusiasmo cresce ed è proprio il team manager a riconoscere la sete di grande pallavolo che c'è in terra berica. È sempre sorprendente quando arriviamo in un collegiale, perché ci aspettiamo sempre di essere ben accolti, ma qua a Vicenza si è superata, devo dire, perché siamo stati in tanti parti, sempre grossa professionalità, grossa mano da parte di tutti, ma qui devo dire che si rasenta alla perfezione, ma non sarà che è l'ultimo, ma con tutte le informazioni che abbiamo ricevuto, che abbiamo dato, devo dire che tutti gli organizzatori sono messi a disposizione, sono stati molto disponibili, logistica, hotel, palazzetti, palestre, ogni richiesta è stata accolta benissimo e per questo ci ha permesso di lavorare al meglio e quindi siamo molto fiduciosi. Sia a partire dal primo giorno quando siamo stati alle Piramidi, al centro commerciale, che durante gli allenamenti, che in hotel, così c'è stato molto seguito, molta attenzione e questo fa capire quanto la pallavolo manchi in questo territorio. Sappiamo che ci sono tante difficoltà dappertutto, però in un territorio come questo è veramente peccato che non ci sia una squadra di alto livello che possa quantomeno dare un po' di soddisfazione a questo pubblico. Di biglietti ne sono rimasti pochissimi. I prezzi vanno dai 7 euro per il tagliando singolo ai 22 per l'abbonamento intero. Si inizia venerdì, prevendite a Vicenza da Più Sport & Volley e dal Centro Sport Palladio, a Bassano del Grappa alle piscine Aquapolis. Siamo praticamente alla stretta finale con la vendita dei biglietti, sia per Vicenza che per Bassano. Abbiamo scenario di tutto esaurito, per cui chi vuole acquistare gli ultimi biglietti si affretti nelle biglietterie previste.